Anche il comandante della Polizia Municipale di Porto Empedocle, Calogero Putrone, ha voluto mandare ai cittadini empedoclini le sue raccomandazioni a restare a casa in vista delle prossime festività pasquali. Il comandante dei Vigili Urbani Putrone chiede ai cittadini di Porto Empedocle di avere un po' di pazienza, visto che con grande senso di responsabilità stanno vivendo questo momento del Covid-19. Volevo innanzitutto presentare la mia gratitudine a quanti ci stanno dando una mano rispettando la legge, rispettando le prescrizioni. E siamo in un momento di grossa difficoltà, direi di affanno, questo vale per tutti. Vale per voi che siete a casa e che vi state industriando per trattenere per esempio i ragazzi che giustamente privati del bene più grande che è la libertà di movimento vivono momenti di tensione e di stress particolare e tutti con senso di responsabilità si stanno attenendo a quella che è la legge, tutti o quasi tutti, perché purtroppo le strade ci dicono che non sono tutti invece che hanno compreso la difficoltà del momento, la pericolosità del momento e quanto possa essere assolutamente pericoloso per l'intera collettività avere oggi atteggiamenti poco responsabili. Proprio su questo volevo farvi riflettere sul senso di responsabilità e correttezza che sta salvando la nostra città, perché i casi, come sapete, da uno sono 4, ma si presume che possano essere anche 5, ma gli altri sono tutti interni a un unico nucleo familiare e fortunatamente, avendo rispettato il periodo di quarantena, nessun altro empedocrino ha potuto avere alcun problema, contagio da parte di queste persone che rispettosamente, in ossequio ai protocolli che ci sono stati forniti, attenendosi a queste regole semplicissime, stare a casa, hanno evitato che il loro essere contagiati inconsapevolmente, perché ci sono anche asintomatici, potesse tradursi in una vera e propria epidemia collettiva nella nostra città. Questo significa che dobbiamo tenere duro. Siamo ormai alla Pasqua, siamo alla settimana santa. La Pasqua è chiaramente è una settimana di passione e penso che ognuno di noi quest'anno sta vivendo questa Pasqua con una passione che è molto sui generis, speciale e diversa da quella di tutti gli altri anni. Pasqua significa anche passaggio, passaggio dalla morte alla vita e quindi dobbiamo anche confidare nel fatto che possa questo periodo finalmente permetterci il passaggio anche a un inizio di, seppur limitata, ma comunque normalità. Dipende da noi. Per questo io, svolgendo quella che è un'azione in cui ho sempre creduto, che è un'azione di prevenzione, mi voglio raccomandare a voi di continuare a tenere duro, di continuare a superare lo stress, le tensioni, perché stiamo tutti insieme camminando verso un obiettivo e ci sono le condizioni perché questo obiettivo possa essere raggiunto. Siamo in condizione di sperare a una virata, alla possibilità finalmente di cominciare appunto il cammino verso la normalità. Sarebbe deleterio, sarebbe folle poter vedere vanificare un sacrificio che ormai ci impone a ristrettezze particolari per oltre un mese per una banale festicciola tra amici, per una arrostita, per tutto quello che comunque si può rinviare. Viviamo quindi questi giorni a casa, tenete conto che ci sarà un dispiegamento di forze non indifferente, che chiunque verrà trovato per strada dovrà darne conto e ragione perché non ha alcuna giustificazione a uscire, anche perché avremo la chiusura di tutto, supermercati compresi, sia domenica che lunedì, quindi a parte che farmacie e motivi di salute non ci sono altre ragioni per stare fuori, tranne i rarissimi che avranno esigenze di lavoro, chiaramente. Quindi stare a casa